Buongiorno da Vittorio Veneto, siamo in piazza Giovanni Paolo I e stiamo per vivere un altro momento intenso di questo raduno triveneto del centenario dell'Associazione Nazionale Alpini. È il primo evento che seguiamo in diretta sulle onde della Tenda TV, che già da ieri e da oggi sta mandando in onda comunque delle immagini di questo raduno. Quello che stiamo per vivere, qui siamo a Ceneda, nella loggia del Museo della Battaglia, è un momento particolarmente intenso. Verrà infatti conferita la cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini. C'è il Presidente nazionale Sebastiano Favero con tutto il Consiglio nazionale e riceverà dal Sindaco la cittadinanza onoraria che è stata già decisa all'unanimità dal Consiglio Comunale. Signore e signori, quello che abbiamo visto transitare, un corteo composto dalla lampada votiva della pace che la sezione ANA di Vicenza sta portando in ogni luogo sacro nella memoria, per poi concludere il suo percorso nella Basilica di Vicenza. Non ha voluto mancare anche a questa cerimonia celebrativa del centenario della fine della Grande Guerra a Vittorio Veneto in occasione del raduno degli Alpini. Al suo seguito avete visto transitare il reparto Salmerie della sezione ANA di Vittorio Veneto. La lampada votiva della pace ha iniziato un percorso questa mattina alle ore 11 partendo dal Bosco delle Penemozze di Cison di Valmarino. Ha voluto compiere un percorso ideale portando con sé la memoria degli 2400 alpini trevigiani ricordati al bosco, ma unendo anche idealmente tutti gli alpini caduti in questo abbraccio ideale che ha voluto compiere nel suo percorso in itinere da Cison a Vittorio Veneto. La lampada rimarrà custodita in cattedrale. Nei prossimi giorni rientrerà a Vicenza per trovare la sua definitiva collocazione nella Basilica Mariana. A breve accoglieremo in piazza Giovanni Paolo I il labro dell'Associazione Nazionale Alpini, che si appresta ad entrare nell'aula civica per
rappresentare l'associazione in un momento di grande significato. L'amministrazione comunale di Vittorio Veneto consegnerà l'insegna della cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini per i meriti che ha riconosciuto e lo compie con l'ufficialità di questa cerimonia. Il protocollo viene arricchito dalla musica della fanfara di Borsoi, che è solita condividere con noi alpini di Vittorio Veneto molti momenti delle nostre celebrazioni. Sono schierati numerosi vessilli sezionali e a fianco a loro le insegne delle altre associazioni d'Arma, ma al di sopra di esse vorrei attirare la vostra attenzione all'abaro dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che viene conservata e esposta alla visita presso il Sacrario delle Bandiere nella chiesa di San Giuseppe al Foro Boario di Vittorio Veneto. Stiamo attendendo la formazione del corteo che raggiungerà la piazza. Alle ore 15 del 30 ottobre 1918, sezioni del 20° reparto d'assalto, preceduti fin dal mattino da unità di ciclisti e dalla cavalleria dei lancieri di Firenze, entrarono a Vittorio Veneto accolti festosamente dalla popolazione. Giunsero anche reparti di fanteria dell'8° e del 22° Corpo d'Armata e furono catturati i soldati austriaci. Questo cita la storia di ciò che accadde 100 anni fa. Oggi, idealmente, si compie un gesto simile. Saranno gli alpini, sarà il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, seguito dal vessillo della sezione di Vittorio Veneto, a raffigurare idealmente questa presa della città, questa liberazione, questo inizio di 100 anni di libertà. Si è scelta proprio questa collocazione per far rivivere l'episodio che molti reperti fotografici raffigurano in una piazza gremita di soldati italiani giunti dal fronte del Piave, che rioccuparono un territorio che per un lungo anno fu saccheggiato e che costrinse nel dolore e nella miseria la popolazione giovane e femminile che era rimasta non sfollata. Entra nello schieramento e assumerà la sua posizione nell'aula civica il gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro
rispetto al valor militare. Dovete salire. Rievocando l'entrata vittoriosa dei reparti del 20° reparto d'assalto del 30 ottobre 1918, ci apprestiamo ad accogliere il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, seguito dal vessillo della sezione ANA di Vittorio Veneto, che si stanno schierando e a breve li accoglieremo con l'inno degli Alpini. Anche questo silenzio può essere significativo. Diamo tempo ai consiglieri che scortano il labaro di assumere la formazione. Entra nello schieramento il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, accompagnato dal presidente Sebastiano Favero e dal generale di Corpo d'Armata Claudio Berto.
Signore e signori, la cerimonia si trasferisce all'interno del Museo della Battaglia. Potremo seguirla attraverso lo schermo gigante montato sull'arcata di destra e attenderemo il procedere del cerimoniale, che prevederà l'onore ai caduti all'interno dell'edificio e a seguire la seduta del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la consegna, il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Vittorio Veneto all'Associazione Nazionale Alpini. Al termine della cerimonia civile ricomporremo il corteo e, ripercorrendo Piazza Giovanni Paolo I, prenderemo posto nella chiesa cattedrale per la Santa Messa. Tonino ha già un piede nella fossa. Potete accomodarvi sotto la loggia per gradire un'ombra provvidenziale. Microfono. Chiedo alle rappresentanze di non smontare i vessilli perché la cerimonia, pur se indifferita, prevede un onore ai caduti, quindi dobbiamo rimanere composti nell'esporre al saluto il vessillo e i gagliardetti, per cortesia. È una cerimonia prossima, preparatevi. Vi invito ad accomodarvi. Buongiorno a tutti e benvenuti alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto all'Associazione Nazionale Alpini, così come deliberato dal Consiglio Comunale nel centenario della Grande Guerra, con provvedimento assunto il 1° marzo scorso. Vi chiedo di alzarvi in piedi per l'ingresso in sala del labaro dell'Associazione Alpini e del gonfalone della città di Vittorio Veneto, medaglia d'oro al valor militare, croce al merito di guerra e croce d'oro al merito dell'esercito. Entra al labaro dell'Associazione Nazionale Alpini.
Accomodatevi pure. Ci troviamo oggi nell'aula civica del Museo della Battaglia, inaugurato il 2 novembre 1938, in occasione del ventennale della fine della Grande Guerra, grazie alla raccolta e alla donazione di Luigi Marson. Questa sede museale è stata recentemente ristrutturata e riallestita per mettere in risalto e valorizzare appieno il tema della guerra e nel contempo preservare i più importanti aspetti storicizzati del museo originario. Quest'aula, collocata al piano nobile, già sala della Vittoria nell'originario allestimento museale, era la sala del maggior consiglio della comunità di Ceneda, che nel 1866, con la comunità di Serravalle, ha dato origine alla città di Vittorio. Il sindaco, l'assessore regionale Federico Caner, il sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Generale Mora, il comandante delle truppe alpine generale Berto, il presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero e il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto Francesco Introvigne si recheranno ora nella adiacente Sala degli Eroi per rendere onore ai caduti. Diamo ora la parola al sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Buongiorno a tutti. Ringrazio per la loro presenza il sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Mora, e il comandante delle truppe alpine, generale Berto, gli onorevoli Roger De Menec e Giancarlo Scottà, gli assessori regionali presenti, i colleghi sindaci. Un saluto affettuoso ai miei colleghi assessori, con i quali condivido quotidianamente gioie e fatiche, ai consiglieri comunali presenti e ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini, in particolare al Presidente nazionale Sebastiano Favero, che ritorna in città dopo essere stato presente lo scorso aprile
nell'ambito dell'esercitazione triveneta del centenario. Direi che non è un caso che la presenza a Vittorio Veneto del presidente nazionale dell'ANA si sia registrata proprio in quell'evento. Da sempre la popolazione identifica gli alpini per il loro senso di appartenenza al paese, che si concretizza proprio negli ormai innumerevoli interventi di protezione civile che, sia in caso di emergenza sia nella quotidianità, offrono con generosità e dedizione alla comunità. E da questa lezione di altruismo e generosità nasce e rinasce ogni giorno quel sentimento di affetto per gli alpini che ben ritengo sia evidenziato dal clima che si percepisce, direi quasi che si tocca con mano, in città in questi giorni. Al di là delle polemiche estremamente marginali, di gesti banalmente dimostrativi al limite del ridicolo, che qualche giornalista troppo incline alla polemica sottolinea ed enfatizza oltre misura, credo di poter affermare senza paura di smentita che in tanti anni mai si è visto in città un clima di assoluti, corali, convinti, collettivi, affetto, sostegno e partecipazione per un evento, quanto lo è per il raduno triveneto che stiamo vivendo e più in generale per gli eventi che si stanno organizzando per il centenario della Grande Guerra. Questa città sta riscoprendo il proprio spirito, la propria anima più autentica, negli anni scorsi brutalmente e semplicisticamente dimenticata o cancellata nel vano tentativo di farle perdere il proprio ruolo di simbolo primario del processo di unificazione nazionale. Vittorio Veneto è la città ove si è compiuta l'epopea risorgimentale, il luogo ove l'Italia è diventata definitivamente tale. Il luogo ove, dopo 41 mesi di guerra sul fronte italiano, cessarono le ostilità e scoppiò finalmente la pace. Le centinaia di tricolori che letteralmente tappezzano la nostra città, credo come pochissime altre volte nella sua storia, in ogni casa, in ogni angolo, negozio, ufficio, giardino, praticamente in tutte le vie e le piazze, sono il segno evidente di questo sentimento diffuso che il Consiglio Comunale nel marzo scorso ha anticipato e raccolto, conferendo con voto unanime la cittadinanza onoraria all'ANA e che oggi ufficialmente consegneremo al Presidente Favero. In questa giornata importante per la nostra città lasciatemi dire due parole anche relativamente al collegamento che poi faremo con la Brigata Alpina Julia impegnata in Libano nell'ambito della missione UNIFIL. La cifra scelta per il centenario è stata duplice: quando scoppia la pace e l'internazionalità. Per quanto riguarda l'internazionalità, spiccano le mostre del nostro Fondo Marzocchi di questo Museo della Battaglia, quella in corso al Pentagono a Washington, quella che ci sarà in agosto all'Armi e Navi Club a Londra e quella che si terrà molto probabilmente in autunno in Australia. Ebbene, questo collegamento riprende in pieno questi due fili conduttori, pace e internazionalità. Ho già avuto occasione di dire al momento del conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata Sassari, al 5° Reggimento Fanteria Aosta, 9° Reggimento Fanteria Bari, 82° Reggimento Fanteria Torino, che il ruolo che l'Italia gioca sullo scacchiere internazionale è largamente debitore nei confronti dell'impegno dell'Esercito nei tanti teatri operativi internazionali, negli angoli del pianeta più martoriati dai conflitti, e che grazie all'impegno degli uomini e delle donne delle nostre forze armate, l'Italia è oggi un interlocutore affidabile che contribuisce fortemente alla pace. La presenza italiana nel Paese dei Cedri segna forse la punta di diamante di questo sforzo, caratterizzata com'è da un apprezzamento unanime per l'impegno e l'umanità con cui i nostri militari svolgono il loro lavoro, nel lungo e difficile percorso alla ricerca di una pace, ahimè, non ancora scoppiata tra i due paesi, Libano e Israele, tanto meravigliosi quanto tormentati. Pedina fondamentale per la costruzione della pace in un'area fondamentale per la stabilizzazione di tutta la regione e la sicurezza internazionale. Grazie dunque agli alpini anche per questo collegamento che rappresenta sicuramente un'opportunità unica per la nostra città.
E allora, viva gli alpini, viva Vittorio Veneto e viva l'Italia. Diamo ora la parola al Presidente del Consiglio Comunale Silvano Tocchet per la lettura della delibera di conferimento della cittadinanza onoraria. Saluto anch'io i gentilissimi e graditissimi ospiti convenuti qui a Vittorio Veneto. Quello del 1° marzo 2018 sicuramente resterà uno dei consigli comunali più belli ed emozionanti che mi sia capitato di presiedere. Il testo della delibera. Premesso che in occasione del centenario della Grande Guerra la città di Vittorio Veneto ospiterà l'annuale raduno degli Alpini del Triveneto previsto nei giorni 15, 16 e 17 giugno 2018, che il Presidente della sezione cittadina dell'Associazione Nazionale Alpini, con nota del 28/11/2017, ha proposto all'amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto all'ANA quale testimonianza dell'affetto che la comunità vittoriese manifesta verso le Penne Nere e per mantenere vivo nel tempo lo spirito che anima tutti gli aderenti a proseguire nell'attività di aiuto alla collettività che caratterizza oggi l'associazione che ha adottato il motto "Ricordare i caduti aiutando i vivi". Che la richiesta è stata esaminata dalla prima commissione consiliare, che la Commissione ha ritenuto la richiesta meritevole di accoglimento, condividendo le motivazioni del Presidente ed anche per essere l'associazione un esempio per le nuove generazioni, soprattutto per quei giovani che non svolgono più il servizio militare, di solidarietà, altruismo e impegno sociale e una dimostrazione di buone pratiche. Visto il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria, ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, di conferire il giusto riconoscimento all'Associazione Nazionale Alpini quale segno di incondizionata stima e profonda riconoscenza di tutta la città di Vittorio Veneto alla predetta associazione, visto naturalmente l'allegato parere di regolarità tecnica. A questo punto, questo è l'impianto della delibera, quello che è successo in Consiglio Comunale è stato meraviglioso, tutti i gruppi si sono espressi molto favorevolmente, hanno condiviso le motivazioni e con voto unanime, quasi per acclamazione, il Consiglio Comunale all'unanimità ha deliberato di conferire per le motivazioni di cui in narrativa la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto all'Associazione Nazionale Alpini, di stabilire che la predetta onorificenza sarà attribuita dal Sindaco con consegna di un diploma in pergamena in occasione del raduno degli Alpini del Triveneto, programmato per i giorni 15, 16 e 17 giugno 2018, di inserire l'Associazione Nazionale Alpini nell'albo dei cittadini onorari di Vittorio Veneto. Grazie a tutti. Procediamo ora alla consegna dell'attestato di cittadinanza al Presidente nazionale dell'ANA, Ingegner Sebastiano Favero. Diamo ora la parola al Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. Mi prendete un po' in contropiede,
perché dopo una consegna così, dopo le motivazioni che ho sentito, l'emozione è forte. È difficile poter parlare, credetemi, è difficile. E qualche volta anche per me, che sono abituato a questo, l'emozione riesce a portarti più in là. È capace di darti quelle motivazioni che sono veramente forti. Ed è capace di farmi dire veramente grazie alla città di Vittorio Veneto, ai suoi amministratori che hanno voluto questo riconoscimento. Ed è un grazie che dico non per me, lo dico per quei ragazzi che 100 anni fa hanno lasciato la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. L'hanno data col cuore, senza paura, credendo in quello che facevano. È un grazie che dico per tutti quelli che poi, con la nostra associazione fondata subito dopo, nel 1919, hanno voluto che questa realtà continuasse, che questa memoria, come è scritto sulla colonna mozza dell'Ortigara, per non dimenticare, fosse capace di trascinare, di portare avanti, di fare in modo che anche dopo ci fosse un ricordo, ma soprattutto ci fosse qualcosa di stimolante. E allora questa nostra associazione lo è. E lo posso dire con soddisfazione, ho sentito le motivazioni, signor Sindaco, l'ho sentito dal Presidente del Consiglio di Vittorio Veneto, sì, e posso dire che sono vere. Sì, questa associazione è capace ancora di trasmettere valori in una società che forse non è più capace di recepirli. Ma noi ci siamo ancora, noi crediamo ancora, noi siamo qui a 100 anni per dire con forza che noi siamo pronti ancora a credere e a portare avanti questi valori, soprattutto per i nostri giovani. Questo è il messaggio che vogliamo dare oggi, questa è la soddisfazione con cui portiamo a casa questa cittadinanza onoraria. Questo è un legame forte, perché se tutti insieme crediamo a questo, allora ce la possiamo ancora fare. Allora è ancora possibile pensare e credere che questa nostra società riprenda una sua identità, riprenda dei propri valori e torni a credere a quello che quei ragazzi 100 anni fa hanno creduto. Questo io credo sia il messaggio, perché è un messaggio importante ed è un messaggio che è importante, lo dicevo ieri sera, proprio qui a Vittorio Veneto. Perché qui a Vittorio Veneto si è chiusa quella tragedia, qui a Vittorio Veneto non solo coloro che hanno combattuto, ma tutta la popolazione ha capito che c'era un valore fondamentale, che non era quello della guerra, ma quello della pace. Ma per credere a questo valore è necessario anche oggi che questo valore sia difeso. Per difendere questo valore, allora bisogna che anche i giovani di oggi capiscano l'importanza che ha questo significato, capiscano che bisogna dare qualcosa per gli altri, capiscano che è fondamentale qualche volta saper dire signor sì. Ecco, io credo che questo sia veramente quello che io mi sento oggi di dire a voi, quello che la nostra associazione, che posso dirlo da sempre, ha difeso queste posizioni, continua a farlo. E allora dico un grazie a tutti, ma dico a tutti insieme di avere il coraggio fino in fondo di credere e di credere che è ancora possibile che questa nostra patria, che questa nostra Italia, pur inserita in un'Europa, in una realtà più grande, sia capace di dare e di dare veramente quello che serve, perché la pace non è qualcosa che è consegnata gratuitamente, è qualcosa che dobbiamo difendere insieme e per difenderla questi sono i valori fondamentali. Grazie. Diamo ora la parola al sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Generale di Corpo d'Armata, Claudio Mora.
Buon pomeriggio, signor Sindaco, autorità tutte, grazie per l'invito che è stato esteso. Porto innanzitutto i saluti del generale Graziano, capo ispettorato della Difesa, e del generale Farina, capo ispettorato dell'Esercito, che attualmente sono impegnati all'estero. È chiaro che è un momento veramente molto particolare, ci avviciniamo a concludere il triennio delle manifestazioni legate alle celebrazioni del primo conflitto mondiale e credo che mai in questi 3 anni gli italiani tutti abbiano sentito finalmente la partecipazione a un qualche cosa che è stato vissuto con tanta sofferenza 100 anni fa. Ritengo che Vittorio Veneto sia uno dei simboli di tutto questo, così come il Piave non possiamo considerarlo un fiume, un semplice fiume, ma è un monumento nazionale. Ritengo che nella stessa categoria noi possiamo considerare anche Vittorio Veneto e gli abitanti di tutte le comunità che qua si confluiscono. Vittorio Veneto fa parte di una pagina importantissima. A Vittorio Veneto si conclude il primo conflitto mondiale di fatto. Finisce la guerra, inizia la pace. Finisce tanta sofferenza, inizia la ricostruzione di una nazione che sui valori espressi durante il conflitto mondiale fa un grande balzo nel futuro. Ritengo che non ci si possa dimenticare di tutto questo e che bisogna continuare sulla rotta tracciata all'epoca. Le Forze Armate Italiane sono un tutt'uno con la comunità, così come lo sono l'Associazione Alpini e tutte le associazioni d'arma che cercano di portare avanti i valori espressi da chi si è sacrificato per fare grande e per unire il nostro Paese. Ritengo quindi che Vittorio Veneto sia il punto di fusione di tutto questo. Da qui dobbiamo trovare gli stimoli per continuare a credere in quello in cui credevano i nostri predecessori e guardare avanti con ottimismo a un futuro che deve rendere grande l'Italia, come merita di essere, perché è un grande Paese. Ritengo che se si lavora tutti assieme, utilizzando un motto che in questi giorni l'esercito italiano sta portando avanti, quindi noi ci siamo sempre e uniti di più, insieme si può fare molto, possa essere il significato di tutto questo. Grazie per la vostra attenzione, grazie per la magnifica manifestazione e un grande in bocca a tutti quanti per la giornata che ci attende domani, che sarà sicuramente fantastica. Buon pomeriggio. Diamo ora la parola, in rappresentanza del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, all'assessore regionale Federico Caner. Grazie, buongiorno a tutti innanzitutto. Porterò via poco tempo, poche parole, ma desidero innanzitutto portare i saluti del Presidente Zaia, che non è potuto essere qui oggi, ma sarà presente domani. Saluto tutte le autorità civili e militari presenti, in particolare il Presidente dell'ANA e il Comandante delle Truppe Alpine e il Sottocapo. Desidero ringraziare anche e portare i saluti della mia collega Elena Donazzan, perché il protocollo, come sapete, non prevede un intervento anche suo, ma so quanto lei ci tenga in particolare al mondo degli alpini, quindi fate conto che le mie parole siano le sue, anche se sono certo che lei avrebbe saputo anche meglio di me interpretare lo spirito alpino. Oggi siamo qui presenti proprio a consegnare l'onoreficenza, a consegnare la cittadinanza onoraria all'ANA, ma lo stiamo consegnando a tutti gli alpini, di fatto, a tutti gli alpini d'Italia, per quello che rappresentano, per i valori che rappresentano, e dopo aver sentito anche l'intervento del Presidente dell'ANA, penso anche che sia superfluo ciò che sto per dire, perché ha già sintetizzato tutto, ma è quello che anche noi pensiamo. Dare la cittadinanza agli alpini significa dare valore e riconoscimento a quell'importanza, a quei valori fondamentali legati al coraggio, alla fedeltà, all'onore, alla solidarietà. Penso che a quanti alpini, a quelli che hanno perso la vita 100 anni fa, ma penso anche a quelli che oggi in tempo di pace fanno, e penso agli alpini della protezione civile in giro per l'Italia, al lavoro che fanno di solidarietà, di sostegno alle comunità locali. Quindi oggi siamo qui nella città di Vittorio Veneto, città simbolo da questo punto di vista, e riprendo ciò che il Presidente dell'ANA Favero ha lanciato, il tema della leva. Penso che sia il caso di riproporre la leva obbligatoria in Italia. E guardate,
e spero che questo governo lo faccia, lo ha già annunciato e spero che lo faccia. E guardate, lo dice uno che purtroppo il militare non l'ha potuto fare, sono stato privato di questa esperienza, perché purtroppo alla fine dell'università si cominciava già a chiudere, diciamo, molte caserme, e quindi si andava addirittura in surplus in termini di personale, di giovani a disposizione, e qualcuno di noi non ha avuto la possibilità di vivere quella che è un'esperienza di vita e che insegna anche a stare insieme agli altri. Quindi penso che questo sia effettivamente un accorato richiamo che il Presidente fa e che facciamo anche noi, perché venga effettivamente ripresa questa possibilità per far sì che i nostri giovani costruiscano, mantengano e costruiscano e facciano anche meglio per costruire una società italiana migliore. Grazie, buona giornata a tutti, viva Vittorio Veneto, viva il Veneto, viva l'Italia. Le autorità intervenute procedono ora allo scambio di alcuni omaggi. Dimmi tu quando chiamare se vuoi, posso far partire anche la chiamata se vuoi. E loro cosa vedono e poi sposto la sinistra quando lo vedono, non sentono, ma non possono parlare perché non alzo il volume. Non va, come vuoi. 2 minuti di omaggi e dopo... Dice lui quando fa una partita. Ma il nostro simbolo, il cappello. Il Presidente del Consiglio. Vittorio Veneto, visto che in tutti questi giorni si è impegnato, ha dato il cuore, ha dato tutto, gli diamo una tormenta perché continua a... Il nostro fondo bancario.
Dai, dai. Vabbè. Lo sapevo. Solo due parole mie di saluto a tutti voi, di gratitudine. Dicevo che dopo tanta preoccupazione sto vivendo intense emozioni. Vi ringrazio tutti della presenza perché vediamo fiorire il frutto di un'intensa preparazione con questi 3 giorni del raduno del terzo raggruppamento degli alpini, il raduno del Triveneto, ma non solo, perché oso definirla una piccola adunata nazionale. Tante sono le rappresentanze d'Italia e alcune anche dall'estero. Ma oltre a questo c'è una sorpresa e c'è un momento importante che ci apprestiamo a vivere. L'abbiamo desiderato, l'abbiamo voluto, l'abbiamo provato, speriamo che tutto vada per il meglio. Ci stiamo per collegare con il Libano, dove operano la Brigata Alpina Giulia con il suo comandante, il generale Paolo Fabbri, e dove c'è anche il colonnello comandante del 7° Reggimento Alpini, il colonnello Antonio Rivella. Quindi io direi che possiamo provare a vivere questo momento di intensità e di emozione viva. Grazie. Ecco, allora io inviterei qui a questa postazione, i signori generali qui presenti e il Presidente dell'Associazione Nazionale, oltre che al signor Sindaco, perché da questa postazione so che è possibile trasmettere in video audio le immagini. Grazie Generale Mora e Generale Berto, signor Sindaco. Pronto? Buongiorno, un saluto di cuore da parte mia, da parte ovviamente dell'associazione, ma anche da parte di tutti quelli che oggi sono qua, a voi che siete lì in Libano e che state facendo come sempre, come sono abituati gli alpini, lasciatemelo dire io che sono un alpino, è il vostro dovere. Grazie al generale Fabbri, grazie veramente a tutti voi e soprattutto al 7°, visto che io nel mio cappello ho questo numeretto particolare che mi ricorda tanti anni fa. Buonasera a tutti, Presidente, signor Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, sono comandante delle truppe alpine.
Buon pomeriggio da Sciama, sento un po' di ritorno ma è normale. Volevo salutare tutti voi che siete riuniti al museo di Vittorio Veneto per questa bellissima occorrenza ed è stato un piacere poter accogliere la vostra richiesta di poter vederci in videoconferenza. A fianco a me ho il direttore di intendenza, che forse quelli un po' più anziani lo riconoscono, è Stefano Gaspari, che ha cominciato allora giovanissimo tenente dell'amministrazione nell'Orobica, e poi ho non solo il colonnello Rivella con i suoi ragazzi del Feltre e del Settimo Alpini, ma ho anche la mia riserva di settore che è costituita dai ragazzi di Piemonte Cavalleria II, che è inquadrato nella Brigata Alpina Giulia, insieme al tenente colonnello poi a Marco Arculeo, comandante del battaglione Genio Questatori Iseo, inquadrato all'interno del secondo reggimento di Trento. Poi ho il colonnello Michele Lo Savio, comandante del reggimento logistico Giulia, rinforzato con alcune componenti del mio reparto di comando e supporti tattici. E magari potessi venire fino lì, Presidente. Io, un attimo, lo so un po' che saresti da attraversare. Lo so che saresti qui con noi volentieri, ma comunque veramente ti ripeto, diciamo grazie a te e ai tuoi uomini, veramente che fate onore non solo agli alpini ma all'Italia. Grazie per quello che fate lì e per quello che date come esempio, io credo, perché forse vedi pochi qui sanno di queste nostre operazioni all'estero che vanno non per fare la guerra, ma per mantenere la pace. È veramente un messaggio che io credo debba essere dato e debba essere anche poi trasmesso. Io lo chiedo, se c'è qualche giornalista qui, che lo faccia veramente con maggiore intensità per far capire cosa fanno le nostre forze armate, cosa fa il nostro esercito in funzione e a favore della pace. Ma allora, mai come vestendo adesso un foulard delle Nazioni Unite azzurro, possiamo dire che stiamo operando per la pace. Nella fattispecie noi siamo responsabili, in base alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1701, di una fetta di quella che viene definita in inglese Blue Line, 51 chilometri di controllo di una cosa che per noi, se fossimo normali cittadini, sarebbe una cosa fuori di ogni comprensione, perché non è un confine, ma è una linea determinata da un insieme di pilastri blu che sono stati concordati da due nazioni, nella fattispecie Libano e Israele. E noi abbiamo la responsabilità che tutto questo venga rispettato. Oltre a questo si parla di supporto alla popolazione locale, prevedendo in primis la loro tutela in caso di una situazione si dovesse aggravare, quello che vi posso garantire al momento non c'è, e supporto alle forze armate libanesi per quanto riguarda sia il loro sviluppo formativo con i colleghi della Mibil che sono qua schierati, e formativo perché lavoriamo giornalmente con i colleghi delle forze armate libanesi. I risultati, visto che comando 15 nazioni, il mio comando, tenete conto, una brigata di quasi 5.000 uomini con 15 nazioni è direi abbastanza impegnativa. La cosa importante è che dal punto di vista meramente nazionale noi italiani siamo assolutamente ben piaciuti con il Libano, anche perché poi come modo di pensare siamo molto simili ai libanesi e non sto facendo informazioni nei vostri confronti o cercare di farvi comprendere come è fatto il Libano in meno di 5 minuti, ma si comportano esattamente come noi, hanno le stesse reazioni, forse magari sono un po' più, consentitemelo, un po' più fumini di noi, ma sono senz'altro accomunati dal fatto che abbiamo il Mar Mediterraneo che bagna ambedue i paesi. Ed è un piacere lavorare con loro, avere a che fare con le circa 108 municipalità su cui insistono nella mia area di responsabilità, e sentire ogni volta anche in un italiano un po' incerto, che ti parlano pure in italiano, che loro sono decisamente molto contenti di come lavoriamo insieme a loro e di come loro lavorano insieme a noi. Dal punto di vista civile ci sono moltissimi comuni del Libano che sono altrettanto gemellati con moltissimi comuni
italiani. Un record è fatto dalla regione Sardegna, ma ci sono proprio anche delle prove archeologiche che sostanziano tutto questo. Anche se so che ad esempio c'è il comune di Montagnana che è in forse per un gemellaggio, un paesino dell'entroterra libanese, e vedremo magari se riusciamo ad aiutarli nell'accelerare un paio di pratiche. E loro sono molto orgogliosi di tutto questo. I ragazzi lo sentono, tra l'altro, e sono pienamente consci di quello che stanno facendo, anche se fa molto strano in Italia alpino fare servizio d'estate. Attualmente ci sono circa 32-34 gradi con una vista mare che è incredibile, almeno dalla nostra posizione, per non parlare poi di Antonio Rivella che proprio ce l'ha sotto ha una vista mare unica tutti i giorni e lo invidio un pochetto. E saluto intanto la moglie Anna e il ragazzo. E tuo figlio, allora parlo al figlio di Antonio Rivella, papà ha detto mannaggia a te, perché sta crescendo troppo. Lascio la parola a Antonio Rivella. Grazie comandante. Presidente, signor generale Mora, signor generale Berto, grazie per avermi dato questa opportunità, grazie comandante, e evidentemente saluto anche la mia famiglia. Mi fa piacere vedere mio figlio che dopo mesi di stelle a strisce americane gli fa benissimo un po' di sano patriottismo nostro italiano, e quindi questo con la giornata di oggi e la giornata di domani sarà sicuramente una bellissima esperienza. Sì, come diceva il generale comandante, il 7° Reggimento Alpini è uno dei reggimenti alle dipendenze della Giulia. Siamo schierati su una base denominata Al-Mansuri, in riva al mare, e ci occupiamo di un'area di responsabilità che non è grandissima, ma che comunque ci consente di assicurare la presenza sul territorio delle truppe di UNIFIL, in questo caso 24 ore su 24, e la popolazione ci vuole davvero molto bene. Non abbiamo grossi problemi dal punto di vista relazionale con la popolazione stessa, e quello che stiamo facendo è notevolmente apprezzato, e questo ne riscontro da tutti gli incontri che io ho con le autorità sia politiche, religiose e militari, che quotidianamente mi divido con il comandante della brigata nell'incontrare. Sono davvero diverse e sono veramente molto disposte verso gli italiani. Vi ringrazio ancora per questo collegamento, buona giornata e buon Triveneto a tutti. Allora, io sono emozionatissima, vi saluto tutti e vi dico solo una cosa: grazie per tutto quello che fate, grazie, un bacio a tutti. Carissimo Paolo, carissimo colonnello Rivella, ho recepito i vostri messaggi e quindi quando tornerete per Paolo Fabbri vedremo di trovare una temperatura diversa. Quindi la Giulia vedremo di utilizzarla quest'inverno, così facciamo la media e andate pari come gradiente termico. Per il colonnello Rivella sei stato fortunato, perché durante una videoconferenza mia moglie è stata molto più caustica nei miei confronti, quindi ti è andata molto bene. Per cui grazie per quello che fate, grazie per come lo fate. Sappiamo quanto il vostro lavoro è apprezzato dalle comunità locali e dall'intera comunità internazionale, è un lavoro importantissimo. In bocca al lupo e a presto. Vi lascio per la chiusura all'ingegner Favero, Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. Poi magari ci sarà un saluto del sindaco. Io voglio solo ricordarvi una cosa, che guardate che noi lì, come Associazione Nazionale Alpini, e lì ci sono parecchi alpini, abbiamo un gemellaggio e una cittadinanza onoraria, visto che l'abbiamo celebrata qui, anche lì a Cana. L'anno scorso a Pasqua siamo stati giù quando c'era giù la Taurinense e il sindaco di Cana ci ha concesso la cittadinanza onoraria, quindi andatelo a salutare anche a nome nostro e magari portategli 2 bottiglie di vino che poi ve le rifonderemo noi, non vi preoccupate. Grazie e saluti a tutti, vi passo il sindaco.
Buon pomeriggio a tutti, sono felice di vedere dei volti conosciuti, fra l'altro conosciuti proprio in questa sala, persone straordinariamente gentili e straordinariamente italiani. Voi siete il volto bello, il volto buono dell'Italia e siete gli operatori di pace, quelli che noi cerchiamo nel nostro centenario di coniugare col nostro motto quando scoppia la pace. Voi siete quelli che la fanno scoppiare. Grazie. Ho davvero poco da aggiungere, se non in bocca al lupo e una raccomandazione. Continuate a farci sentire orgogliosi di voi, ragazzi. Fate gli alpini. Se permettete brevemente, la sezione alpini di Vittorio Veneto vi saluta e vi ringrazia. Arrivederci in Italia. Grazie. Di nuovo buonasera a tutti voi. Grazie, autorità, se rimanete un attimo qua, perché anche la sezione alpini di Vittorio Veneto vi vuole lasciare un piccolo ma significativo presente dell'evento che stiamo vivendo e direi per certi versi anche celebrando. Grazie. Signor Sindaco. La medaglia che abbiamo coniato per l'occasione, per la prima volta, l'ho visto anch'io ieri per la prima volta. Allora c'è il bidoncino nostro. La medaglia, dicevo, che abbiamo coniato per l'occasione, il guidoncino nostro e una delle antiche mappe di cui alla esposizione al Palazzo Todesco, che merita davvero di essere visitata. Grazie alla città, grazie. Presidente Favero, ecco, io ti lascio la medaglia, ecco, ti lascio pegno, ne hai già abbastanza, ecco, quindi anche a te. Guidoncino e una delle antiche mappe. Grazie Sebastiano. Grazie veramente. Signor Generale Mora, Stato Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, grazie per la presenza, sì promessa ma realizzata. Grazie. Generale Berto, comandante delle truppe alpine, come dicevamo, non l'ho descritta ma poi la vedremo anche, la Nike Samotraccia o la Vittoria Alata della città di Vittorio Veneto, il tricolore, e dietro c'è anche il logo del raduno del Triveneto, il raduno del terzo raggruppamento, il raduno l'abbiamo definito appunto del centenario. Grazie. L'onorevole De Bene. Altrettanto. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. L'onorevole Scottà, che è stato richiamato a Bruxelles dopo una pausa, credevi di cavartela, vero?
l'assessore Caner. Ecco qua, grazie. Aspetta, assessore. Grazie. Ecco. Allora, noi terminiamo qui la nostra prima parte, perché domani, dopo la grande sfilata, dopo il passaggio della stecca, e la diamo come peso per la continuazione di questo evento alla sezione carnica di Tolmezzo, completeremo anche la consegna quindi con le altre autorità, con il Presidente della provincia, con i Presidenti di sezione invitate, i signori Sindaci. Quindi l'arrivederci è per la grande e impegnativa giornata di domani. Cominceremo alle 8:30 con l'alzabandiera, ma poi continueremo con la sfilata, ecco, che sarà penso lunga, ma che ci farà solo onore, perché le rappresentanze annunciate sono davvero tante. Non saremo solo del Triveneto, ma andremo ben più in là. Grazie quindi e arrivederci a domani. Grazie. La cerimonia è così terminata. Vi informiamo che alle ore 17 sarà in cattedrale, sarà celebrata la messa di Sua Eccellenza Corrado Pizziolo, vescovo della diocesi di Vittorio Veneto. Al termine partirà la sfilata verso Piazza del Popolo, dove si svolgerà la cerimonia della Mai la Bandiera. A nome dell'amministrazione comunale vi ringraziamo tutti e vi auguriamo una buona giornata. Il sindaco, il presidente nazionale dell'ANA, il labaro nazionale e il gonfalone della città di Vittorio Veneto scenderanno ora dalla porta alla mia destra. I gentili ospiti sono pregati di abbandonare la sala attraverso la porta collocata in fondo. Buona giornata. Abbiamo seguito la cerimonia ufficiale del conferimento della cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini, che è stata ricevuta dal Presidente nazionale e dal Direttivo nazionale. Poi c'è stato anche il toccante collegamento con la missione italiana di pace in Libano, con i nostri militari che, come ha detto il Sindaco, fanno scoppiare la pace che noi vogliamo celebrare qui a 100 anni di distanza dalla conclusione della Grande Guerra. Sono momenti sicuramente, sono stati momenti molto toccanti, anche l'onore ai caduti. Sappiamo che al terzo piano del Museo della Battaglia c'è una lapide di ricordo ai caduti e
le autorità presenti hanno appunto rivolto il loro onore ai caduti. Sono decine di migliaia ormai gli alpini provenuti in città da ogni dove, non solo dal Triveneto, ma come si sa ci sono stati molti anche stranieri che hanno annunciato la loro presenza e sono in città per la grande sfilata di domani mattina. Ricordo anche che questa sera, per quanto riguarda la tenda TV, ci sarà una diretta a partire circa dalle 21 con la notte alpina dal centro della città, con vari collegamenti e momenti particolari. E ricordo anche che sempre questa sera ci sono in 5 chiese della città, nella zona diciamo centro-settentrionale, ci saranno altrettanti concerti di cori alpini o comunque di cori che cantano canzoni alpine. Ci ha raggiunto il generale del Corpo d'Armata e comandante delle truppe alpine, il generale Claudio Berto. Buongiorno. Siamo in diretta non solo in piazza ma anche alla televisione. Allora penso che sia stata comunque un'emozione vedere l'Associazione Nazionale Alpini ricevere la cittadinanza onoraria di una città come Vittorio Veneto. Sì, io credo che sia davvero un riconoscimento importante. È un riconoscimento alla passione che questi ragazzi, mi permetto di dire ragazzi, anche se sono adulti molti di loro, hanno, alla partecipazione. Loro si spostano in tutta Italia, come avete visto, ieri erano a Trento, oggi sono a Vittorio Veneto, domani chissà dove. E naturalmente alla solidarietà, perché loro lavorano tantissimo per gli altri, per le comunità. Ovunque sono presenti c'è qualcosa che cresce, qualcosa che ha vita, qualcosa che viene fatto realmente, concretamente. Ecco, in questo momento io voglio dire a loro, ai nostri vecchi, che tutti gli alpini in armi li abbracciano naturalmente metaforicamente, perché loro sono di più, sono 300.000 e noi siamo 10.000, ma va bene lo stesso. È bello questo abbraccio virtuale, ma abbiamo parlato della solidarietà che fa l'Associazione Nazionale Alpini. Il Corpo degli Alpini anche fa della solidarietà, si divide in 2 diciamo, branche del proprio impegno. Ma certo, noi ovviamente siamo una forza armata dello Stato, siamo ovunque la nostra nazione ce lo chieda, però lo facciamo anche con uno spirito diverso. Mi permetto di dire che ovunque andiamo, anche grazie al supporto che ci dà l'ANA, portiamo qualcosa in più, portiamo non soltanto la pace perché siamo soldati, ma portiamo anche in qualche modo un po' di benessere, un po' di sostegno, tutto ciò che possiamo fare in territori che sono davvero molte volte difficili. Ciò non toglie però che il vostro impegno è anche in Italia quando c'è l'esigenza di un ausilio del Corpo degli Alpini. Ma sì, guardi, in questo nostro dualismo, nel nostro modo di essere militari e vicini alla gente, oggi in questo momento circa 2.500 alpini sono per le strade d'Italia, in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, a Roma col nonno Alpini. Oggi questi alpini stanno facendo tante cose, questi alpini sono a disposizione della comunità, quando ci sono delle emergenze nazionali, quando succede qualcosa, noi ci siamo. Ricordo le tragedie di Rigopiano in cui siamo andati in forza, ma altre tante piccole emergenze in cui c'eravamo. Grazie infinite e buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro anche a lei. Bene, abbiamo sentito le belle parole del generale del Corpo d'Armata, scusate, del generale degli Alpini Claudio Berto, che appunto ha portato il saluto del suo corpo e ha spiegato di cosa si occupano gli alpini in armi oggi. Bene, penso che per questo collegamento possa essere tutto. Come detto, tra qualche minuto ci sarà nella cattedrale qui accanto a noi la messa officiata dal vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, e l'appuntamento che do ai telespettatori della tenda è per questa sera verso le 21 con la notte alpina. La forza e il coraggio